Abbiamo l'associazione, abbiamo Giusi Di Gioia, Associazione Anziani a Casa Propria, Onlus. Giusi, prego, la domanda. Sono assistente sociale, presidente di questa associazione, che è un'associazione di 7 associazioni, quindi è un'associazione di secondo livello. Come dal logo, noi ci occupiamo di domiciliarità e di solidarietà tra le generazioni. Però gli anziani mi sembra che siano diventati invisibili. Non vi sembra esagerato questa parola? Si è parlato di alluvione, si è parlato di sicurezza, ma la sicurezza non è solo contro scippi e borseggi. La sicurezza dovrà andare nella linea della protezione per i più deboli, per i più fragili, per le persone che vogliono vivere in famiglia o nella loro casa, però le famiglie si trovano senza aiuti e sono veramente molto stressate, soprattutto le donne che hanno il compito di cura, di prendersi cura. Noi abbiamo ideato un modello di futuro, visto che si dovrà parlare di futuro, perché io vedo che c'è una specie di appiattimento generale a partire dai nostri politici, mi perdoni la presente, e agli amministratori locali e così via, perché vediamo, dottoressa, che nel Veneto, la regione del Veneto, che ha una presenza enorme di volontariato, ha la più alta percentuale di persone anziane inserite nelle case di riposo. Le case di riposo costano moltissimo e adesso, con l'aumento della percentuale delle persone anziane, il futuro non potrà più, diciamo, mantenere queste strutture così massicce, così isolate e anche così costose. Pensi, poi vado subito alla domanda, che a Padova, che è detta la città dei grandi dottori, io non so come i politici, come gli amministratori abbiano consentito che ci siano case di riposo, oggi si chiamano centri di servizi residenziali, ci siano queste case, queste realtà di 900 persone, di 600 persone, tutti collocati, addirittura un istituto è collocato in campagna, isolato in un deserto. Bene, noi abbiamo proposto la realizzazione di numerosi centri diurni territoriali non collegati alle case di riposo che diventano vivai per entrare di là. Eppure il piano di zona della ULSS 16, ho finito, praticamente predilige l'inserimento nelle case di riposo. I centri diurni non sono più aumentati. Noi proponiamo l'affido dell'anziano fragile o non autosufficiente e anche dell'adulto in difficoltà. Abbiamo anche creato, attraverso 3 esperti in diritto, una proposta di legge per l'affido dell'anziano e dell'adulto in difficoltà. Bene, dottoressa, questa proposta giace da 5-6 anni in Parlamento, giace nella regione e speriamo che prima della fine della legislatura, magari se lei ci aiuta anche un pochino, l'approvino, proprio perché, dico, gli anziani sono invisibili, ci si accorge di loro quando li troviamo dopo 3 mesi morti a casa, da soli, o quando li troviamo nel giro di un anno. A Padova sono stati 4 anziani che li abbiamo trovati morti dopo giorni. Allora nessuno si è accorto. Dov'è la protezione? Dove sono i servizi innovativi? Manca un progetto, una programmazione generale per le città, come per i bambini, per le famiglie, per gli anziani, e tutti dovremmo concorrere coordinati a collaborare pubblico-privato. Grazie. Grazie infinite, prego a lei la risposta. Il tema è senza dubbio caldo, richiederebbe un tempo anche più lungo. La signora affronta anche il tema della solidarietà tra le generazioni, no? Quindi chi fa politica ha il compito anche di lanciare dei messaggi educativi, dei messaggi etici, morali. Come facciamo a dimenticarci delle persone che ci hanno tanto aiutato? Lo dice una mamma, una donna molto impegnata, la quale senza i propri genitori, senza i nonni, quindi i miei genitori che oggi sono nonni, non riuscirebbe a fare quello che fa oggi, e
parlo anche da nipote di una nonna, che oggi è bisnonna di 94 anni, senza la quale mia mamma non ce l'avrebbe fatta da sola, perché lei ha toccato un punto. L'attività di cura oggi è ancora interamente sulle spalle delle donne. Guardo delle imprenditrici donne qui presenti che però fanno le imprenditrici, ma sono anche mamme, compagne, mogli e figlie. Cioè ci prendiamo ancora tutto in carico noi in una società dove i servizi alla famiglia non sono servizi adeguati, ma non sono servizi a livello di una regione come la nostra. Attenzione, noi dobbiamo dare la sicurezza all'anziano di invecchiare nella propria casa con dignità. Allora, quando noi parliamo di una profonda riorganizzazione del sistema sanitario, guardate che il Veneto era l'unica regione con la parola servizio socio-sanitario. Era l'eccellenza italiana, era un modello straordinario di sviluppo e di sinergia tra la sanità e il sociale, grazie ai migliaia e migliaia di volontari che ancora oggi costituiscono la spina dorsale della nostra comunità. Allora io credo per esempio che in un'ottica di riorganizzazione delle ASL, il cui numero va ridotto, non per togliere servizi, attenzione, ma per efficientarli e migliorarli, attraverso degli ospedali di comunità, attraverso degli ospedali e delle case di salute di prossimità, di quartiere, dove l'anziano trova il luogo di fare l'analisi senza fare code, di fare di avere un'assistenza per quanto riguarda malattie croniche. Penso ad esempio all'Alzheimer, penso a tutti gli anziani non autosufficienti, penso alle cronicità, penso alle forme di riabilitazione. Allora noi dobbiamo costruire anche le nostre città in base ad un modello di sviluppo dignitoso, dove tutti abbiano risposte. E quando diciamo che purtroppo le case di cura sono diventate dei luoghi dove non è più assicurata la dignità degli anziani, dobbiamo ripensare anche quelle, perché purtroppo oggi le case di cura sono diventate troppo costose, perché la parte in carico alla famiglia è troppo alta. Uno che spende 1.500-1.800 euro di retta al mese non è più sostenibile. Allora lì sì, l'anziano che si sente solo, abbandonato perché non ce la fa, perché non ha una rete di supporto, deve trovare queste associazioni qua. Cioè deve trovare degli amici, dei compagni di viaggio, chi tiene la mano e chi gli dà delle risposte, degli aiuti concreti. Lo possiamo fare anche qui, stanziando dei fondi. Esattamente, qual è il supporto della Regione a queste associazioni che poi lavorano nel territorio? Ma guardi, è fondamentale, l'apporto della Regione purtroppo sarebbe fondamentale, purtroppo però è stato azzerato, cioè come dicevamo prima, tutto il sostegno ai bambini, all'infanzia e ai servizi, diciamo così, ai servizi familiari sono stati azzerati, per cui io dico, magari cerchiamo di fare delle razionalizzazioni. Quando Renzi ci dice spending review non vuol dire attenzione, tagliamo i costi generalmente come faceva Tremonti linearmente, no, tagliamo le sacche di inefficienza, tagliamo la burocrazia che soffoca e che però fa costare, aumenta i costi, aumenta i prezzi. Noi tagliando, razionalizzando possiamo garantire servizi più vicini al territorio, al cittadino, dove nello stesso tempo il cittadino si sente protetto.